speranza che ci mette Dante dentro quando ci dice che il progetto di Dio, e questo te lo faccio finire a te perché sei tu la maestra, io sono solo l'allieva, qual è il progetto di Dio per l'umanità? E allora bisogna parlare proprio di piani sottili, perché Dante credeva che comunque il progetto di Dio sugli uomini c'è ed esiste, e soprattutto lui rivela agli uomini che la felicità dovrebbe essere in terra, non post mortem. Tutto il suo messaggio è un messaggio rivoluzionario, perché quando catturi questa stella che in stella si colloca, è il quarto livello anagogico, quindi il livello più profondo del testo, quando lui sta dicendo la verità e ci sta segnalando la vera via iniziatica. Buongiorno a tutti, auguri di buon anno! Grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia con una colonna della Libera Università. Buongiorno Maria. Buongiorno e buon anno a te e per tutti, che sia veramente un anno molto più bello di quelli che sono passati. Auguri a tutti. Adesso siamo qui appunto a parlare di Dante. Già. Infatti abbiamo deciso di non potevamo, ecco, non iniziare. Tu lo sai che le cose che si fa all'inizio dell'anno poi è di buon augurio per tutto l'anno, no? Volevamo proprio iniziare questa nuova stagione di nuova pedagogia con Dante. È un tema che abbiamo proposto a teatro, abbiamo proposto anche gli anni scorsi, ma era da un po' che non mettevamo di nuovo, diciamo, in evidenza. Per cui a febbraio tu inizierai il percorso di Dante che abbiamo già fatto in realtà in passato, ma con la, diciamo, se vogliamo, il contributo di una nuova opera che hai scritto. Ce ne vuoi parlare, Maria? Sì, sto preparando praticamente tutto il cofanetto dantesco, lo sto revisionando, lo sto alleggerendo e quindi spero proprio finalmente di renderlo pubblico e quindi che le persone possano arrivare anche ad acquistarlo, perché adesso non è neanche in acquisto il cofanetto dantesco. E quindi contiene, diciamo, tutta la mia ricerca, che è durata 15 anni senza sapere quello che stavo facendo, perché era l'Alighieri stesso che mi guidava, perché è esplosivo, è un genio, ha studiato tutto il suo poema fin dall'età dei 16 anni, l'ha costruito bene, ha continuato a fare un'opera prima che l'opera fosse scritta. Già, questo è già il primo segreto che si scopre studiando i tuoi libri, è che la struttura dell'opera è stata creata prima degli endecasillabi, cioè dei versi. Sì, perché è stata creata in maniera alchemica, no? Gli alchimisti dicevano prima devi lavorare su di te e poi puoi fare la grande opera. E quindi tutto il lavoro che ha fatto, probabilmente schedandolo attraverso schedature a mano, ovviamente a quei tempi c'era soltanto la matita o il calamaio, e lui ha studiato una struttura meravigliosa, che è la struttura della stella che in stella si colloca, quindi un poema veramente rotondo. Tutti hanno detto che il poema era circolare, molti dantisti l'hanno riconosciuto, ma non hanno visto che effettivamente era veramente progettato da lui, dall'Alighieri, in grande rotondità, quindi un ottagono inscritto in un cerchio, inscritto dentro lo zodiaco, inscritto dentro la sfera infinita dell'universo, qualcosa di complicatissimo, di geniale. Sì. Allora, ho due domande, Maria, ti comincio con la prima, e la prima domanda è:
perché noi parliamo di nuova pedagogia di Dante Alighieri? Perché Dante Alighieri già, insomma, nella sua epoca è stato un grande maestro, diciamo in anticipo sui tempi. Molto in anticipo sui tempi. Dante deve essere rincorso ancora prima di sfiorare la sua toga. È praticamente un uomo che non ha lavorato per i contemporanei, come dice Cacciaguida proprio quando lo incontra. Tu non stai lavorando per i tuoi contemporanei, tu devi dire la verità che sarà compresa fra 700 anni, fra un tempo lunghissimo da Cacciaguida, è un tempo lunghissimo, lo dà anche Beatrice nella profezia, quando lei dice vedrai che il tuo poema sarà soltanto compreso quando arriverà l'età dell'acquario. Quindi l'età dell'acquario, ormai ci siamo dentro con tutti i piedi nell'età dell'acquario. Quindi dal 300 al 2000 insomma si stanno aprendo le porte per una nuova conoscenza di Dante, perché ha studiato una struttura secretata, che è il quarto livello anagogico, che è questa meravigliosa stella, la stella della materia e la stella dell'immateriale, giustamente, no? L'immateriale è la mens dei, il mistero della creazione praticamente, alla quale lui affida il pensiero di Pitagora, no? Per cui l'universo non è mai stato creato, ma è sempre esistito, come è sempre esistito il mistero che ha creato l'universo. E quindi lui ci sta avvisando, Dante, dei nostri tempi. Lui ci sta avvisando come sono così tremendi, così terribili i tempi nostri. Lui ha visto praticamente nascere le banche, ha visto nascere la speculazione monetaria, e questo lo racconta benissimo nel poema, specialmente con la conversazione di Cacciaguida, quando Cacciaguida dice finirete veramente male perché fabbricherete i soldi con i soldi. Fabbricare il soldo col soldo significa bloccare completamente un'economia produttiva, quello che sta accadendo oggi in effetti. E quindi ha visto attraverso i segnali che nel 300 erano già precisi, i segnali della speculazione, i segnali della violenza, i segnali della guerra, eccetera, e ha anticipato questi tempi perché ha riconosciuto una valanga di secoli che sarebbero diventati sempre più terribili. E ci sta avvisando proprio nell'età dell'acquario che abbiamo la possibilità di capovolgere la rotta. Beatrice lo dice, quando finirete questa tragedia, quando metterete la prua al posto della poppa, quindi quando girerete, quando vi riconverterete, quando arriverà questa come la chiamano i greci, ma adesso non mi ricordo, questa riconversione, questo cambiamento, questo mutamento arriverà nei secoli futuri. Noi non lo vedremo. Certo, chiaro. Però noi, ecco, io lo dico sempre, noi della nuova pedagogia, noi siamo dei seminatori, no? Noi seminiamo proteggendo il più possibile le generazioni future, questa speranza, questo progetto, perché nulla si realizza se prima non lo si progetta, giusto? Esatto. Quindi un cambiamento va progettato. E in questo io vedo veramente il messaggio rivoluzionario di Dante, che tu sai che a scuola ce lo fanno odiare, diciamola questa cosa. Però, per concludere, Maria, diciamo anche la speranza che ci mette Dante dentro quando ci dice che il progetto di Dio, e questo te lo faccio finire a te perché sei tu la maestra, io sono solo l'allieva, qual è il progetto di Dio per l'umanità?
E allora bisogna parlare proprio di piani sottili, perché Dante credeva che comunque il progetto di Dio sugli uomini c'è ed esiste, e soprattutto lui rivela agli uomini che la felicità dovrebbe essere in terra, non post mortem. Tutto il suo messaggio è un messaggio rivoluzionario, perché quando catturi questa stella che in stella si colloca, è il quarto livello anagogico, quindi il livello più profondo del testo, quando lui sta dicendo la verità e ci sta segnalando la vera via iniziatica. Quindi i protagonisti del poema non sono tanto i guelfi e i ghibellini o i peccatori o questo terribile, no? Questo terribile percorso che continuamente la gente ci propone, c'è l'inferno, c'è Francesca, c'è Bufera, ci sono quelli che sono dannati, che non torneranno mai più, tutti siamo salvi nella mente di Dio, e queste sono parole di Beatrice che ovviamente la Alighieri mette in bocca a Beatrice. Tutto è salvo. È salvo se la volontà degli uomini pretenderà la salvezza, e la salvezza è in terra, non è post mortem, anche se lui ci descrive poi un paradiso che di solito è una cantica noiosissima, ma sappiamo attraverso la geometria sacra che lui utilizza, sappiamo che tutte e tre le cantiche sono collegate. Sappiamo che il paradiso conversa sia con l'inferno e conversa col purgatorio, perché i canti vengono accoppiati, quindi sono 50 conversazioni. Noi diciamo che sono tutti 100 canti. Li facciamo a scuola in maniera veramente molto disastrosa, perché sì, molto povera rispetto alla grandezza. Stata da un canto all'altro, e si rimane sempre a livello di superficie, cioè il livello superficiale del testo, che è affascinante al massimo, ma il livello superficiale del testo certamente non ci racconta la verità dantesca. E quindi i canti vanno letti a coppia, e lui li ha organizzati proprio in questa struttura. L'uno va letto col 51, il 2 col 52, il 3 col 53, e si arriva poi al grande spettacolo finale che è il 50-100. Se non si legge il canto cinquantesimo, che è quello di Marco Lombardo, in cui si parla di astrologia, di stelle, in un canto che si è completamente nascosti perché è tenebroso, c'è il fumo dell'ira, e il fumo dell'ira è nerissimo, e quindi lui non vede Marco Lombardo, non vede più Virgilio, il quale Virgilio è preoccupato che Dante caschi nel burrone, e quindi lo tiene sempre serrato attraverso la roccia, cioè sulla montagna lo tiene serrato, stai stretto lì perché altrimenti mi caschi nel burrone. E quindi Dante, non vedendo nulla, sentendo soltanto la voce in mezzo alle tenebre, conquista il canto uno dei canti meravigliosi, conquista l'anima intellettiva e diventa responsabile di tutti gli atomi dell'universo, come dobbiamo essere noi, responsabili di tutti gli atomi dell'universo, perché è una cosa che spetta a noi, alle varie situazioni planetarie. Siamo circondati da miliardi di galassie che hanno ovviamente altri miliardi di pianeti, altri miliardi di intelligenze, altri miliardi di persone che ci abitano, perché abbiamo veramente sottovalutato la nostra casa. La casa nostra come dice Dante, è veramente infinita, tant'è vero che lui si permette di andare oltre la volta stellata, oltre l'Urano stellato, dove in effetti esiste soltanto un mondo fatto di luce e d'amore. Ma questo mondo fatto di luce e d'amore, nella sua lettera a Can Grande, deve essere presente in terra, e lui scrive veramente: il mio poema servirà a tutti gli uomini quando comprenderanno che devono diventare felici in terra. Adesso. Adesso. Ok, allora Maria, in poche parole, ci puoi dire in questi 5 incontri che faremo come ci porgerai
il pensiero pedagogico di Dante, cioè il suo essere un neopedagogista ante litteram. Molto ante litteram, perché ci sono molti canti in cui lui parla proprio di pedagogia, specialmente il canto 75, che poi è l'8° del Paradiso, quindi siamo già arrivati in alto, e ha questo dialogo con Carlo Martello, che avrebbe dovuto diventare re d'Ungheria, ma purtroppo è morto appunto ante diem, a 24 anni, e quindi però conosce quella che sarebbe stata la sua attività in terra, come tutti i beati, compresi i dannati, perché poi tutti saremo salvi, anche i diavoli saranno salvi, come dice il Messo Celeste nel 9° canto dell'Inferno. Anche i diavoli si arrenderanno al progetto d'amore, perché il progetto d'amore è quello che ha elaborato un mistero che è presente da sempre e per sempre, come dice Pitagora. E quindi questo progetto d'amore deve essere riconosciuto anche dagli uomini che vivono adesso dolorosamente sulla terra. Ma la pedagogia, che esplode proprio nel canto in cui il Cristo muore sulla croce, quindi è il canto dell'agonia del Cristo, e in effetti sa benissimo che sta parlando di un momento, del momento più terribile che ha vissuto il Cristo in terra, ma lui si rivolge a Carlo Martello chiedendo: come sono fatti i figli? I figli sono sempre figli dei loro padri o nascono lontani dall'albero? No, è bella questa domanda in quest'epoca in cui lo Stato vuole arrogarsi il diritto di essere padroni dei nostri figli. Però chiusa questa parentesi, come vedi, è una domanda immortale questa. La domanda è immortale, perché a parte che il dialogo con Martello è complicatissimo, perché parte proprio addirittura dal diritto di cittadinanza, dall'essere cittadino. Non è che ne ha parlato soltanto diciamo l'ensemble francese, sia attraverso Voltaire, attraverso Diderot, eccetera. Non sono stati loro gli inventori della cittadinanza. Oserei dire che l'inventore della cittadinanza, scritto proprio a caratteri cubitali, è stato Dante, assieme a Carlo Martello, quando dice: ma ti rendi conto di che cosa sei? Devi diventare cittadino del mondo. E Dante annuisce, dice: certo, sarò cittadino del mondo. Quindi lui si carica della responsabilità della singola persona. Pensiamo all'addio di Virgilio, di cui non si accorge nemmeno che Virgilio sta dando un addio, e lo incorona imperatore di se stesso e sacerdote di se stesso, pontefice di se stesso. Mette in testa a Dante le 2 corone e dice: il tuo libero arbitrio sarà veramente quello che devi seguire. Non ci sono tante possibilità con l'Alighieri. L'Alighieri dice tranquillamente: ogni persona, ogni individuo, per ciascuno preso, sarà responsabile di se stesso, ma di una responsabilità potente, quello di difendere proprio ogni atomo, ogni fogliolina, mentre noi abbiamo imparato, specialmente da 300 anni a questa parte, a distruggere tutto ciò che ci circonda, ad alterarlo, a farlo diventare violento contro l'umanità stessa. Violento contro l'umanità stessa. Io quello che voglio sottolineare, che poi è l'intento della Libera Università, è che in questo momento in cui viene cancellata la cultura dei popoli europei, con un disegno specifico di farci perdere le nostre radici, è più che mai fondamentale imparare il messaggio, diciamo, vero, segreto di Dante, per essere poi capaci a nostra volta di darlo ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, cioè al futuro. Noi siamo, secondo me, abbiamo questa funzione, diciamo, di traghettatori da un'era all'altra, e quindi è un po', mi fa venire in mente Fahrenheit 451, cioè noi abbiamo questo obbligo morale di
mantenere vive le nostre radici. E chi è più importante per noi se non il padre della lingua italiana? Che era un uomo un po' particolare perché era grande astrologo, quindi ha letto molto nel futuro, ha penetrato il futuro proprio nelle sue tappe, tutte quelle tappe dolorose che sono diventate sempre più violente, sempre più forti, sempre più reazionarie contro gli uomini, perché in effetti noi siamo popolo d'Europa in cui c'è una centrale europea fatta di governanti che stanno governando contro di noi. Quindi è così lampante, è così chiara la vicenda che veramente siamo davanti al picco massimo che Dante, l'Alighieri persona, Dante è il personaggio, Alighieri è l'autore, l'Alighieri in persona ha veramente visto nel futuro, quando tutti saranno contro gli uomini. I potenti diventeranno i fautori della violenza contro gli uomini. Ci hanno provato, insomma, e ci stanno provando ancora, è il loro obiettivo, no? E il loro obiettivo, come il nostro, invece, è ostacolarli e frenare questa cavalcata che vogliono a tutti i costi imporci contro la nostra volontà. Maria, siamo in chiusura. Io voglio lasciare un messaggio bello per questo 2026 in cui io e te, come alfieri del pensiero dantesco, andremo ancora in giro a fare il nostro spettacolo su Dante, perché no? Ce l'auguriamo? Ce l'auguriamo, sì, che continuiamo a fare qualche tournée e portare il nostro spettacolo, che è un po' comico e un po' serio, molto leggero, dura 50 minuti, però quando l'abbiamo portato al pubblico, il pubblico è sempre rimasto veramente contento e felice di sentire un messaggio di salvezza, ma di salvezza qui in terra, non certo post mortem. E Dante, che è difficilissimo da leggere, cioè nessuno lo nasconde che sia una difficoltà affrontare la sua lingua, la lingua del Medioevo, tutte le sue capacità di conoscere la storia, la geografia, tutto il mondo che conosceva Dante l'ha riversato tutto nel poema, e noi ovviamente siamo un po' destabilizzati quando affrontiamo il poema senza nemmeno sapere. Invece cosa succede? Che nel mio quarto libro, che è Dal cerchio al centro, e sì, dal centro al cerchio, che è un verso che usa con San Tommaso, è San Tommaso che crea questa danza meravigliosa in cui i 12 beati circondano Beatrice e Dante come se fossero una giostra, danzando attorno, no? Illuminando Beatrice, che diventa quasi splendida come una luna, e Dante è affascinato da questa danza cantata, tra l'altro, perché a questo punto i beati annunciano i loro canti. E che cosa succede? Succede che c'è questo movimento di abbraccio e di allontanamento, per cui questi beati si muovono dal cerchio al centro, e sì, dal centro al cerchio, che non è altro che la geometria sacra che ha utilizzato Dante per creare il suo poema. E il centro è importante perché il centro è l'origine del tutto, è l'origine del mistero. E che cosa succede? Che in questo libro, che è un libro molto, molto stringato, che l'ho scritto soprattutto per i giovani, anche per gli adulti ovviamente, in cui noto che in questi ritagli di dettagli, come l'ho chiamato io nei vari capitoli, sono 50 conversazioni. Ogni conversazione, che sono 2 canti, dura praticamente 2 paginette. Che uno dice: come si fanno a fare 2 canti in 2 paginette? È un bignami, diciamo, Ecco. un bignami. Però 2 canti in 2 paginette, sto notando praticamente il dettaglio, come i 2 canti accoppiati realizzano il vero messaggio profondo, no? Veramente affondato dentro il poema, il vero messaggio di Dante, e che non parlava soltanto di Guelfi e Ghibellini. In quel messaggio parla soltanto di noi.
Ecco, infatti volevo rivolgermi al nostro pubblico e dire: siete pronti per prendere il nostro battello guidato da Dante, fare con noi questo viaggio in 5 incontri con Maria, che ci prende per mano e ci fa vedere questi strumenti importantissimi per la nuova pedagogia che Dante ha già confezionato 700 anni fa per noi, perché questa è la cosa importante, per noi siamo i destinatari di questi messaggi. Per cui noi vi aspettiamo, sono aperte le iscrizioni al corso e ci vediamo con Maria a febbraio. Maria, a presto, grazie. Benissimo, e ancora auguri a tutti quanti. Ciao a tutti, alla prossima.